Una bomba che rischia di esplodere e lui, Alfonso Cicero, commissario straordinario, starebbe provando a disinnescarla per mettere in salvo l'Asi di Agrigento. Una delle principali insidie è rappresentata dall'esposizione debitoria del consorzio, circa 22 milioni di euro preceduti dal segno meno, tant'è che anche l'attività ordinaria dell'organismo sarebbe in bilico. No, l'attività ordinaria dell'ente già è compromessa. Io alle autorità competenti con poi l'atto di pignoramento ho comunicato da tempo che non può essere più garantita neanche l'ordinaria amministrazione. Oltre agli stipendi, l'attività istituzionale la più semplice non è garantita. Alfonso Cicero, chiamato a liquidare l'Asi di Agrigento, in questi giorni ha guadagnato gli onori della cronaca per aver assunto il pugno duro nei confronti di 3 dirigenti, li ha licenziati. A suo dire Antonino Casesa, Salvatore Callari e Rosario Gibilaro avrebbero operato in modo scellerato, illecito e illegittimo, avrebbero favorito imprese in odor di mafia. L'amministratore pubblico ha delle funzioni, delle responsabilità, vi sono le leggi che deve applicare prima ancora che vi sia un'azione giudiziaria che chiaramente appartiene ad altre sedi e che dovrà verificare tutto ciò che ho denunciato, ma vi sono delle responsabilità che io ho accertato e che sono del tutto evidenti e che mi impongono di agire nell'interesse pubblico con i provvedimenti che ho adottato. Il commissario straordinario, convinto di avere fatto appieno il suo dovere, non è disposto a subire attacchi, come quello sferrato dall'imprenditore Salvatore Moncada. Cicero esegue quello che gli viene detto dall'alto e noi allora aggiungiamo. Lei si sente uno strumento nelle mani di chi governa la Sicilia? No, io sto querelando tutti coloro, non solo questo individuo di cui lei parla, ma anche altri che hanno detto falsità. E a proposito di attacchi, Cicero risponde anche alle stoccate di uno dei licenziati, Casesa, e dell'ex presidente del consorzio Stefano Catuara. Una delle accuse, lui nelle vesti di sindaco revisore non avrebbe mosso alcuna criticità nella struttura contabile del consorzio. Io sono stato per un mese sindaco revisore in quel consorzio e l'unico atto che ho prodotto è avere denunciato diverse forme illegittime che già leggevo negli atti e che chiedevo a questo punto l'applicazione di quello che prevede la legge, ovvero il commissariamento dell'Asi. Questi due individui queste cose le sanno, sono agli atti e dicono cose false sapendo di dirle. Quale potrebbe essere a questo punto il futuro dell'Asi di Agrigento? Ma il futuro è l'IRSAP, con tutte le complicanze e tutte le difficoltà che sta incontrando l'attuazione di questa riforma e soprattutto un'azione di risanamento totale, completa, ferma e determinata perché nessuno possa pensare più di usare l'Asi di Agrigento per fini che non sono quelli dell'interesse pubblico